Ben ritrovati cari telespettatori di Teletutto, oggi vi vogliamo raccontare la chiesa di San Lorenzo. La chiesa di San Lorenzo, di cui oggi possiamo ammirare la facciata classicheggiante del Settecento, esiste in questo luogo fin dall'undicesimo secolo. Addirittura vi sono dei documenti che attestano al suo interno la sepoltura del vescovo San Ottaviano, che era il capo della diocesi di Brescia nel V secolo d.C. Pertanto la sua fondazione potrebbe essere paleocristiana. Originariamente era una chiesa fuori le mura, di cui infatti troviamo i resti verso nord e il muro perimetrale della chiesa di Santa Maria Maddalena. Venne inglobata invece nella cinta muraria del Basso Medioevo, quella che arriva fino all'attuale Piazza Repubblica. San Lorenzo, che apparteneva al potente ordine degli Umiliati, era un importante centro di devozione cittadino. Lo si può capire dalla presenza all'interno dell'edificio di numerose opere importanti di artisti locali, come Romanino, Callisto Piazza, Lattanzio Gambara, Pietro Marone e Prospero Rabaglio. Il detto di oggi è «Le mei creser che calà». Ma creser come, dove, perché? Tra poco vi svegliamo tutto. Centro Anch'io. Allora, dove eravamo rimasti? Le mei creser che calà? Davvero? Chiediamo. Meglio crescere che calare. Non di peso, si spera. Non sono d'accordo. Sì, questo forse ho capito. Che significa? Crescere che diminuire. O no? Lei è in forma però, Pasquale. Anche troppo. Tiziano, un passato glorioso in A2A, in ASM come si diceva, no? ASM era il massimo, era. Dicevano che io ero il migliore, può dirlo a tutti i miei amici, tutti i miei capi, però non ho mai dato una categoria. Sotto dentro operaio normale, tutto fuori operaio normale. Chiaro che calcubinato. Ma niente, perché loro dicevano Sbardolini, lei che ci interessa, ti interessa. Lavoravo perché ho sempre fatto l'elettricista. Tanti venivano dentro che non erano elettricisti. Però io, quelli che facevano loro in mezz'ora, io facevo in 5 minuti. Allora 448 facevo tutto. Tiziano le sveglio, May Creser che calà Tiziano, vero? Lo so, purtroppo sì, ho sempre detto anch'io, ma adesso diventando vecchio che anch'io purtroppo sono come i miei pensionati qua, che non mi vedo bene con loro, né? Perché io vorrei, sì, tira giù lì, con il scapacca là, il scappatoio c'è. Niente, proprio dentro mi sento giovane, però fuori lo so, purtroppo io tengo duro. E si vede Tiziano, quanti anni sono Tiziano? Sono tanti, Adesso ve lo dico a voi perché non siete donne. 76, 76. Grande Tiziano! Mauro sei in formissima, però c'è qualcosa. Abbastanza in forma, grazie. Come fai a mantenerti in forma, Mauro? Faccio un sacco di sport. Bene. Aumenta il naso, le mei creser che calà, Mauro, cioè? È meglio crescere che calare. Cresci, no, tu facendo sport ti mantieni sempre in forma. Mi mantengo in forma, nonostante l'età ci manteniamo. Allora tu sei in splendida forma, però c'è un detto che dice che le mei creser che calà, ovvero? Creser. Crescere? Che dimagrire? Che scendere? Quindi è meglio crescere che dimagrire. Insomma, Ok. quindi tu sei cresciuta bene. Sì, quello sì, l'altezza sì. Bene, e pure di peso, dai. Sì, ecco, grazie veramente. Le mei creser che calà, caro Simone, cioè? È meglio che la pancia cresca piuttosto che diminuire? Sei tra me e te, Simone, insomma. Dai, no, infatti. Va bene? Benissimo, Simone. Ho risposto giusto? Giustissimo. E vai. Silvia, rimembri ancora? Buongiorno. Buongiorno, ciao. Silvia, tu sei Ciao. bresciana? Sì, ho la mamma di origine siciliana, ma sono nata e cresciuta a Brescia. Salutiamo la mamma. Rita, La mamma Rita e pure i dolcetti siciliani, la pasta di mandorla, la fa. da siciliana. Sa cucinare bene? Cucina bene, ma poco siciliano. Rita. Dalla zia. A proposito di cibo, della mamma della zia, le mei creser che calà, cara Silvia, ovvero? E che è meglio aumentare di peso piuttosto che perderne. Quindi per la prossima volta che ti intervisto dovrai avere almeno 30 kg in più, va bene? Va bene, ci sto, promesso.
Bene, chiudiamo anche questa puntata qui dalla chiesa di San Lorenzo. Le may crescer che calà, ovvero è meglio ingrassare, prendere qualche chiletto piuttosto che perderlo, visto che l'eccessivo dimagrimento delle volte è sintomo di malessere. Vabbè, lasciamo perdere, va. Grazie amici, appuntamento alla prossima, ciao.